Solo ieri vi abbiamo mostrato l'immagine di un lupo con la preda tra le fauci, un lupo sempre più presente sul nostro altopiano e sul massiccio del Grappa, un lupo che, ve lo abbiamo mostrato, documentato, si avvicina sempre più alle abitazioni. Cresce la preoccupazione, ancor più se si considera che a breve partirà l'alpeggio. Le bestie dalla pianura verranno portate in montagna, sui pascoli, con i rischi che ben si possono immaginare. I malghesi sono molto preoccupati, gli amministratori sono molto preoccupati, chiedono risposte concrete alla politica, alla regione. L'assessore Panna ha illustrato il nuovo piano Veneto in attesa della stesura di un nuovo progetto nazionale di gestione dell'allarme lupo. Noi abbiamo messo in campo quest'anno altri fondi naturalmente per la prevenzione. Mettiamo a disposizione degli allevatori i nostri tecnici formati che vengono appunto proprio nelle maghe a insegnare come prevenire le azioni del lupo. Dall'altra parte abbiamo messo a disposizione, abbiamo presentato il nuovo bando del piano sviluppo rurale, 1 milione di euro che può prevedere e prevederà entro quest'anno la possibilità degli allevatori di acquistare mezzi di prevenzione. Ma non è tutto. Abbiamo anche parlato di indennizi, abbiamo messo a disposizione 200.000 euro quest'anno per l'indennizzo dei grandi carnivori. Dal suo canto chi amministra le aree montane non ha intenzione di stare a guardare. Cercheremo di allargare un pochino la base per quello che può essere le conoscenze che i malghesi dovranno avere per quel che riguarda appunto questi aspetti legati alla possibilità di avere quei contributi tali per cui vengono scongiurati gli eventuali perdite che possono aver subito.